Terza corsa, stavolta sono i 4 anni, non vincitori di 7500 in carriera, sono ben 14 al via, 1 Baltic Deville, Davide D'Antoni, 2 Beshir Mo, Giuseppe Ferrante, 3 Briogual, Paolo Leoni, 4 Boccio Fest, Roberto Faticoni, 5 Bruno, Andrea Vitagliano, 6 Black Izeta, Carmine Piscoglio, seconda fila, 7 Bagar, Marco Azzaroni, 8 Marco Stefani, scusate, 8 Batman Matley, Maurizio Visco, 9 Bibi Francis, Giuseppe Colantonio, 10 Balsamo Leone, Salvatore Valentino, 11 Brina Beg, Pasquale Ruggero, 12 Berenice Mag, Vincenzo Piscuoglio, in terza fila 13 Bye Bye del Cerceo, Marco Basile, 14 Bonita Cis, Edoardo Locisano. Stacco della macchina, l'errore di Boccio Fest. Veloce Briogual va a chiedere strada 4, al 2 di Beshir Mo, mentre era partito benissimo ma poi si è gettato di galoppo Berenice Mag dalla seconda fila. Numero 5 Bruno. Rimane davanti Beshir Mo, quindi per il momento tergiversa in seconda posizione Paolo Leoni con Briogual. Vediamo se si accontenterà della seconda posizione oppure andrà a chiedere strada. Intanto avanza al largo Black Izeta, ma Paolo Leoni sposta al largo e va a chiedere strada. Giuseppe Ferrante sembra accondiscendente, quindi dopo 400 metri in 30 e mezzo il figlio di Varenne, il nuovo battistrada, che ora allunga sullo stesso Beshir Mo. Poi vediamo Bagar a precedere Balsamo Leone, tanto curva passata in 14,6, 45 appena abbondanti. I primi 600 metri la mette come sempre sul ritmo Paolo Leoni con Briogual, Beshir Mo secondo, ora Balsamo Leone sposta all'esterno. Poi vediamo anche Batman Matley che però si fa chiudere dal 9 di Bibi Francis, giro in 1 minuto e 3 decimi, 15,2 la frazione qui davanti alle tribune. Avanza intanto il Sauro di Salvatore Valentino che passa in seconda posizione e cerca di avvicinare il battistrada che passa il chilometro in 1,15,7. In vantaggio Briogual su Balsamo Leone che oggi l'ha presa dritta. Poi vediamo anche Bagar con Marco Stefani avanzare al largo. Sono questi i primi 3. In quarta posizione c'è Bibi Francis, retta di là passata in 15 secco, con Balsamo Leone che avvicina Briogual, poi anche Bagar che si fa minaccioso. Siamo a poco più di 200 metri dalla conclusione con Salvatore Valentino che sposta al largo il figlio di Nesta F, ultima curva passata in 15,9, retta d'arrivo. Briogual è un po' stanco, si deve difendere da Balsamo Leone, all'interno da Bagar, ultimi 100 metri, Briogual stringe i denti e deve respingere l'attacco interno di Bagar. Briogual viene a vincere su Bagar, Balsamo Leone e al quarto Bibi Francis. 1,16,7 la media al chilometro per il figlio di Varenne, la scuderia Trio, guida e training di Paolo Leoni, che viene a vincere da favorito pur soffrendo un po' negli ultimi 50 metri. Si difende da un ottimo Bagar e da Balsamo Leone.